Sfida fra allenatori levantini, quella tra Athletic Club e Genova Calcio, da una parte mister Mariani di Rapallo, dall'altra mister Corrado di La Spezia. Il fischietto del match è Noce di Genova che sancisce l'inizio del match. La prima occasione è per Ilardo della Genova Calcio, ma Bartoletti fa buona guardia e respinge. Poi primo episodio da Moviola in area di rigore, proteste della Genova Calcio per un tocco di mano di Oliva. Rivediamo con le immagini. Poco dopo è l'altro Ilardo del match che prova a scaldare i guantoni di Dondero senza però riuscirci. Allora arriva il primo gol di giornata perché Chiriaco va in cielo, Bartoletti respinge e il tap-in fin troppo facile del numero 8 della Genova Calcio, Massara. Ottimo stacco del difensore classe 2000 della Genova Calcio e poi tap-in di Massara. Poi però arriva la follia di Volpe che entra malissimo su Oliva che è costretta ad uscire, cartellino rosso inevitabile al minuto 20. Allora ci prova l'Athletic che reclama un calcio di rigore per questo contatto su Ilardo, calcio di rigore che non viene concesso. Rivediamo con le immagini. Poco dopo è Di Pietro che con la testa sul cross di Bertola prova ad impensierire Dondero senza però riuscirci. Altro episodio da Moviola, Grosso mastica il pallone poi cade in area di rigore, secondo la compagine nero-verde viene atterrato, Noce da calcio d'angolo. Rivediamo anche qui con le immagini. Nella ripresa è la Genova Calcio che prova ad impensierire Bartoletti con il destro di Massara, ma il pallone termina a lato alla destra dell'estremo difensore dell'Athletic. Poi Ilardo viene chiuso dal duo Cicirello Lembo, pallone che si spegne tra le mani di Bartoletti. Sul cross di Donato Lorefice controlla, si gira Di Pietro che calcia in area di rigore, trova il palo e poi la rete. Gol da fuori classe dell'attaccante nero-verde ed è 1-1 tra Athletic e Genova Calcio. L'Athletic che prova a trovare il gol del 2-1 ancora con Di Pietro, ma Dondero fa buona guardia, occasione per la Genova Calcio. Ilardo si gira e calcia col sinistro, pallone che termina a lato. Arriva il gol del 2-1 dell'Athletic. Contatto in area di rigore tra Grosso e Dondero, non fischia Noce sul tap-in. Di Pietro fa 2-1, rivediamo le immagini del contatto che ha fatto arrabbiare l'estremo difensore della Genova Calcio. Poi il gol è fin troppo facile per il numero 9 nero-verde che segna il secondo gol con la maglia dell'Athletic. Athletic che prova a trovare il 3-1 con Pagano, sinistro che non trova lo specchio ma trova anche le mani di Bartoletti, il sinistro di Lepera, mentre invece per poco non fa tripletta Di Pietro di testa. Arriva anche l'occasione forse più ghiotta per Lepera che però viene contratto in area di rigore dalla retroguardia dell'Athletic. Lepera che poco dopo prova con un siluro di destro ad impensierire Bartoletti ma non trova la rete. Guardate qua Cicirello, ruba benissimo palla ma davanti a Dondero fa uno scavetto che non gli regala il gol. Cicirello che poi va a terra colpito da Piccarreta, per Noce è cartellino rosso, un po' severo sinceramente. Fischia poi 3 volte il fischietto di Genova. L'Athletic Club batte 2-1 la Genova Calcio.